E poi qui li riconoscete, un santo che ci mostra la gamba è Rocco, un santo bellissimo con le frecce è Sebastiano. Comincio, Lorena ve ne parlerà, io faccio solo un accenno, comincio da San Sebastiano, che la tradizione pittorica a un certo momento rappresenta come un giovane bello e nudo. È il più grande protettore contro la peste e questa convinzione resta per tutto il Medioevo, per via delle frecce, perché si pensava che la peste venisse dal cielo e fosse scagliata con frecce. Questo già nel mondo classico, appunto, con le frecce del dio Apollo. E anche le piaghe di Sebastiano portavano a pensare che proteggesse perché assomigliavano ai bubboni. In realtà Sebastiano, lo sapete, sopravvive alle frecce e viene però dopo ucciso a bastonate. Per cui, essendo sopravvissuto alle frecce, simbolo della peste, si pensava che venerandolo aiutasse anche i comuni mortali a difendersi dalla peste. A Venezia, una magnifica chiesa, il capolavoro di Paolo Veronese con le storie della regina Ester sul soffitto e sulle pareti le storie di San Sebastiano, magnifica la figura di San Sebastiano, che godeva a Venezia di una grandissima devozione. L'arte lo rappresenta un'infinità di volte, è l'Apollo cristiano, ecco Cima da Conegliano, ed ecco il più bel San Sebastiano di tutta la storia dell'arte, quello di Antonello da Messina, che era a Venezia nella chiesa di San Giuliano e adesso invece è emigrato, adesso secoli fa, questa volta Napoleone non c'entra, ed è emigrato in Germania. Ma anche noi abbiamo tantissimi San Sebastiano. Vi porto nella bellissima San Pietro di Feletto, nella Pieve, nella cappella di San Sebastiano, che racconta le storie del santo ed è il racconto per immagini più completo che esista in tutta Italia. Vi mostro San Pietro di Feletto, la cappella di San Sebastiano, perché tire acqua al Memoin, l'ho scritto io il libro su quella cappella, quindi un po' di autopromozione, spero non vi dispiaccia.